Buongiorno, ciao ragazzuoli, bentornati qua sul canale. Oggi stiamo andando sulla cresta di Hype, che mi crea molto hype. Scusate. Non ho idea del dislivello e so solo che dobbiamo fare 2 ferrate, una su e una giù, e sono con Nicola e Alessia, che sono gli stessi del Canin. Stiamo camminando velocemente perché fa un freddo assurdo. Erano 0 gradi lì al passo Cason di Lanza. Praticamente abbiamo un po' di chilometri su strada così carrereccia. Ecco, la nostra meta è lì. Faccio una bella casetta. Si sta già annuvolando, perché stanotte mette pioggia e quindi sta già cambiando un po', ma non troppo. Sono nuvole a pecorelle. Ok, adesso abbiamo ancora questo traversino che durerà poco e poi arriviamo all'attacco. E l'ultima salita è stata bella tosta. Intanto che roba, bellissimo. Guardate qua, paesaggio. Allora, Zuc della Guardia, Zermula e non lo so. Questo invece è Sernio, Cretta Grauzzaria. Questo è il Tersadia. Sì. Ok. Andiamo avanti, sennò quegli altri due volano. Si chiama crete rosse per un motivo, per i sassi rossi, non so, dico io. Ferrata terminata. Bella. Ferrata finita. Perdonate il mio abbigliamento, ma tira un vento, mi ghiacciavo le orecchie altrimenti. Ovviamente niente drone perché c'è un vento molto forte, anche se non si nota magari, cioè forse si vede, no? Il problema sono le raffiche.
Eccoci, mangiato un po'. In cima siamo rimasti poco perché c'è un'aria fredda, mamma mia. Adesso scendiamo per la ferrata austriaca che dovrebbe chiamarsi Uberlacher. È proprio necessaria fermezza di piede, come era scritto lassù. Io sto scendendo come non si dovrebbe scendere. Ah, per davanti. Sono gusti. Oddio, anche il telefono. Oh! Anche il telefono? Sì. Test Alert Austria. Ma che cazzo? Oh! Dio Cristo, già ci sono i droni in Germania. Si mettono anche a far così. Andate a cagare. Vai, tranquillo. Eccola. No. Qua è un po' una cragna. Con ferrata penso basta. Abbiamo scavallato e adesso abbiamo 2 orette, forse anche meno, di discesa fino giù. Il tempo non è stato dei migliori oggi, freddo, vento, nuvoloso. Siamo nella Val Dolce e giro molto bello, ferrate facili, molto soggettivo, però allora quella per salire, ferrata delle Crete Rosse, corta perché più o meno mezz'oretta, ha dei pezzettini un po' da arrampicarsi, ma come tutte le ferrate chiaramente. Poi in cima si apre tutto, diventa un'autostrada e poi per scendere abbiamo preso quella austriaca, che quella è sentiero attrezzato, diciamo, dai, perché gran parte non è attrezzato, è solo qualche scaletta, qualcosa che avrete visto dalla GoPro. Dislivello siamo sui 9,50 circa, totale. Distanza non lo so, però penso sui 12-13. Finiva più la discesa e la Val Dolce. Siamo praticamente alla macchina, quindi ci salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Commentate con aspetta che ci penso, la ferrata più bella che avete mai fatto. Per me per il momento quella del Canin, perché me la sono goduta, non è troppo lunga e non è troppo difficile e ti diverti. E niente, iscrivetevi e lasciate un hype
per la creta di Hype, che gli Hype non ho ben capito come funzionano, però provate a vedere. Un like, ecco, classico like. E ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!